Fabio Pillon, presidente mandamentale ASCOM San Vito al Tagliamento, è pronto per questa nuova iniziativa, la settima dell'autunno sanvitese. Ce ne parla. Certo, e allora anche quest'anno abbiamo l'onore e il piacere anche di organizzare questa manifestazione assieme all'amministrazione comunale La Proloco e a tutte le associazioni anche che collaborano e che chiedono la collaborazione con noi. È una manifestazione commerciale basata sull'enogastronomia, divisa in 2 giorni, il sabato e domenica, precisamente il 14 e il 15 di novembre. E diciamo che la manifestazione piace perché raccoglie in un centro storico e in un centro commerciale naturale, come a me piace chiamare il centro storico riferito ai negozi di San Vito al Tagliamento, in 2 giorni in cui la gente possa passeggiare, gustare, divertirsi e rasserenarsi un attimino dal quotidiano normale. Sì. Ecco, quali punti forti, piatti forti dell'iniziativa? Beh, allora guarda, naturalmente noi abbiamo la gastronomia che quest'anno raddoppia perché oltre che i gazebi classici in piazza, quest'anno siamo riusciti anche a portare una quindicina di aziende importanti anche in via Malteo. In più avremo una particolare chicca che è quella riferita all'enologico, dove oltre una cinquantina di etichette del Friuli Venezia Giulia presenteranno in un luogo ben definito che è l'Ospedale dei Battuti, solo domenica 15 dalle 11 alle 19 presenteranno i loro prodotti con un prezzo di entrata che sarà di 10 euro e che vedrà appunto l'attenzione da parte degli esperti nell'assaggio, nel gustare questo evento.